Guardate, in memoria sono stasera, vi ho detto perché io stasera facevo io la pezzo a pezzo, no? Io faccio io la pezzo a pezzo perché stanotte ho già aspettato che fornevano, io sono stato a casa e una nipote era mia, per sempre, su fatti dei cantanti, perché volevo sentire proprio chi lo c'è lontano, chi lo che parlare male di prima. Parlare male, allora io adesso con preparo stamattina a chiedere, alla sera a chiedere certo, guardate così c'è un bell'uomo che si è permesso di offendere la Chiesa cristiana, la famiglia cristiana, e ci fanno vedere chi è sto a me in mezzo. Io ci ho parlato con mia nipote, ho detto, a giovani poco a casa dove voglio sentire, stasera chi lei tu sì, qual è il problema? E tu venite, e sono chiuso, e nasceva una chiesa, non nasceva mai. Poi andrà fatto, bella e buona, chi sta certa, stomaco su sporca, incavacato e barbaiolo, bella e buona certa, dice no, dice, io, insomma, detto a capire che non aveva dice che venite contro i preti, che issa e lo va a messa, si giornale, io sentite, io volevo sapere una cosa, no? Io si leva si giornale a messa e poi mi ero già sto a culo. Quando hanno trovato il giornale a mia, che è quello che volete sapere? Ha sbagliato, fa schifo e l'hanno proprio sequestrato e l'hanno messo a lingua. A irsi a quella puttana della madre. Zio Peppe, invece la farfallina di Belen l'avete vista? Guardate, là si è parlato assai e sto fatto. Che la parliamo della frappellina, che è proprio la farfalla che è bella, la frappellina è passarinho. Aveva la farfalla rossa, quello che tiene quello là sotto, che aveva una farfalla di 3 quarti di chilo, bene. E sulla Bertè d'Alessio che cosa dite? Chi sto, chi sto traversi, no? Che è una bella moglie, nei figli, per dirti il cervello per una femmina, per una vagliotto, diciamo che è più piccolino dei figli suoi. Figurate quando fa schifo su Cristiano. Allora mo, all'imma, pare che la stata a chiesto, che è giovane, che si è messo con questa vecchia imbadronata che o comanda a bacchetta. Avete capito? Chi diceva, esso diceva che il che va fa, e il suo compagno e strunzo che andava preso a esso. Che merdaiolo. E mo venite adesso vecchio si mette con Gigio D'Alessia. Oh, ma davvero stanno insieme? Io non sapevo niente, che sta Ma storia? non faccio si stanno assieme, si stanno assieme io ha fatto proprio da cagna due cacore ha fatto, due cacore, dentro quella bella guagliotta vicino, si è messo con questo puttanone vecchio. Ma si vede che gallina vecchia fa buon brodo. Ma allora mi insegno chi sono bevuto su bravo.